Benvenuti, oggi è sabato 28 settembre 2024. Il sole sorge alle 6:52 e tramonta alle 18:48. La luna si leva alle 2:31 e cala alle 17:04. Oggi si celebra San Venceslao. Il nome Venceslao viene dal polacco e vuol dire gloria della corona. Il 28 settembre è la giornata mondiale contro la rabbia, una malattia mortale al 99% ma prevedibile al 100% se trattata subito dopo il contagio. Si tratta di un'infezione in grado di colpire praticamente tutti i mammiferi, anche se la principale causa di morti umane per rabbia è dovuta proprio all'animale amico dell'uomo per antonomasia, il cane. Quindi che fare? Qualora un utente programmi un viaggio all'estero o per lavoro, ad esempio nel caso di veterinari addetti alla cura degli animali, eccetera, o per turismo, ci si deve sottoporre a vaccinazione preventiva prima della partenza. Compie 90 anni Brigitte Bardot, intramontabile icona sexy alla pari di Marilyn Monroe. Nata a Parigi, da ragazza studia danza classica, poi diventa modella, attrice e cantante. Dal 1962 è un'attivista per i diritti degli animali, attività che la assorbe completamente a partire dal suo abbandono del cinema nel 1973. Auguri anche ad Aldo Baglio, che oggi festeggia 66 anni. Nato a Palermo ma vissuto fin da bambino a Milano, all'inizio degli anni '80 si dà al cabaret in coppia con Giovanni Storti, formando un duo comico per circa un decennio. Ai due poi si unisce Giacomo Poretti, dando vita al trio Galline Vecchie Fan Buon Brothers, rinominato più tardi semplicemente come Aldo, Giovanni e Giacomo. Per anni impazzano tra TV e cinema, con grandi successi al botteghino come Tre uomini e una gamba. Buon 66esimo compleanno infine a Lori Del Santo, protagonista negli anni 70 e 80 di commedie erotiche e di trasmissioni televisive come Drive-In. Più recentemente ha partecipato a diversi reality. Dalla sua relazione col chitarrista Eric Clapton è nato un bambino tragicamente scomparso nel 1991, cadendo dal 53esimo piano di un grattacielo. Fu al ritorno dalle sue vacanze il 28 settembre del 1928 che il biologo scozzese Alexander Fleming si accorse della mancata proliferazione dei batteri da lui coltivati per via della contaminazione di una muffa. Da quel fungo, ribattezzato Penicillium notatum, riuscì a isolare la preziosa sostanza antibiotica che noi oggi chiamiamo penicillina, destinata a salvare milioni di vite. Sapete che il campo dell'elettricità statica si trova nella nostra vita quotidiana più di quanto immaginiamo? La forma più nota di elettricità è quella fornita alle abitazioni ed è un fenomeno per lo più artificiale. Molti effetti elettrici naturali, come i fulmini, sono dovuti all'elettricità statica. La carica elettrostatica è all'opera di molte situazioni quotidiane ed in genere si usa per creare un campo di forze piccolo e facile da regolare che attrae o respinge altri materiali. Ad esempio, lo shampoo dà ai capelli una carica elettrica, perciò i capelli si respingono tra loro. Il balsamo invece neutralizza la carica ed è per questo che i capelli appaiono più ordinati. Buon weekend ai 12, inizia un weekend in cui Luna e Venere in quadratura e con Plutone tenteranno di fare venire a galla i motivi del perché alcune relazioni non funzionano. Vediamo cosa si prepara nello zodiaco. Ariete, per voi questo sabato inizia l'insegno di un Marte un po' indagatorio. Oggi avete proprio il tempo di tirare fuori dal partner tutta una serie di verità o comunque di cose che tirerete fuori con una grande abilità maieutica.
Toro, la giornata di oggi è una giornata che prevede ancora l'inimicizia sia di Luna che di Venere. Non aiuta sicuramente Plutone con i suoi dubbi, quindi alcuni di voi potrebbero avere la sensazione che il rapporto possa sfuggire di mano. Niente paura, tentate comunque di essere chiari, ma di non forzare assolutamente la comunicazione. Gemelli, a proposito di comunicazione, siete i re dello zodiaco in questo senso, una luna assolutamente congeniale, Mercurio e Sole altrettanto. Cosa volete di più? Inizia un weekend in cui avete voglia di uscire, di relazionarvi e soprattutto di stare bene con gli affetti, e quindi via i pensieri, via il lavoro, uscite, fate del palcoscenico sociale la vostra ribalta. Era da un po' che vi si vedeva brillanti, allegri e dinamici. Cancro, la giornata di oggi prevede sempre quel Saturno che proprio non ne vuole sapere di weekend, perché vuole farvi lavorare e vuole soprattutto farvi pensare ai risvolti di alcune decisioni professionali che inciderebbero anche sui risvolti affettivi. Meditate. Leone, la giornata di oggi è una giornata molto ricca, nel senso che la Luna vi rende assolutamente protagonisti, ma probabilmente la quadratura con Venere non vedrà il vostro partner a fianco. Oggi è una giornata più da dedicare agli amici, l'amore oggi passa un po' in secondo piano, non per questo brillerete meno. Vergine, una giornata oggi che vi lascia un po' fuori dai giochi planetari, ma voi state godendo di un attimo di respiro, il che non guasta assolutamente, ne avevate fortemente bisogno. Mercurio e Sole si fanno pratici e la vostra situazione economica e professionale è assolutamente chiara in tutti i sensi. Bilancia, una splendida giornata con dei poderosi trigoni di Mercurio e Sole che sono uno spettacolo nei vostri gradi, mentre Venere annuncia l'inizio di un weekend un po' rubato sicuramente agli impegni, ma sicuramente necessario per volere a tutti i costi passare degli giorni un pochino più spensierati accanto a una persona speciale. Scorpione, Venere nei vostri gradi oggi ha una doppia quadratura, sia quella con la Luna in Leone sia quella con Plutone in Capricorno. I tre pianeti oggi proprio non vanno d'accordo, quindi probabilmente dovrete un po' accettare che una speranza affettiva non sia proprio la direzione giusta su cui investire in un rapporto di coppia. Poco male, c'è ben altro all'orizzonte. Venere nei vostri gradi, quindi non fatene un problema. Sagittario, una giornata oggi piena e ricca di emozioni. La Luna in Trigono comincia a funzionare benissimo e Mercurio e Sole vi danno forza ed energia, coraggio, quindi proponete, lanciatevi e soprattutto convincete qualche amico a venire a passare una mezza giornata con voi, magari fuori porta. Capricorno, una giornata decisamente interessantissima, visto che la Luna ha smesso comunque di essere opposta. Mercurio e Sole vi sospingono alla chiarezza, ma Venere rimane amica e vi dice: e l'amore? Beh, attenzionate bene le esigenze del partner, in questo momento è necessario. Del resto è weekend, anche i grandi lavoratori si riposano. Acquario, seppure Venere e la Luna sono molto dispettose in questo momento con voi, nulla toglie alla vostra intraprendenza comunicativa. Questo è un weekend ottimo per gettare delle basi seduttive molto interessanti che avranno uno sviluppo un po' più in là. Cercate quindi di essere assolutamente morbidi e di comunicare in una maniera serena, anche in situazioni in cui qualcuno si potrebbe rendere fastidioso. Pesci, giornata oggi molto interessante, visto che Venere ancora brama qualcosa e vuole fare venire fuori dei discorsi un pochino sottaciuti, delle sensazioni che avete avuto su come si sono comportate alcune persone con voi. Ne parlerete molto con il partner, ma non date troppo peso alle dinamiche lavorative. Era papa da appena 31 giorni, Giovanni Paolo I, quando morì il 28 settembre del 1978 all'età di 66 anni. La scomparsa di Albino Luciani, probabilmente per un infarto, fu così improvvisa da scatenare diverse ipotesi, per esempio quella di un omicidio architettato da alcuni cardinali che si opponevano alle riforme annunciate dal pontefice, nulla che sia stato mai confermato.
Ma sapete qual è l'espressione inglese per dire basta, finiamola qui? Call it a day, letteralmente tradotto con chiamarlo un giorno, quasi a riprendere il concetto della fine della giornata lavorativa. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. La malattia mentale per André Breton, il padre del surrealismo, altro non era che una modalità d'espressione di uno stato interiore. Breton subì l'influenza del pensiero freudiano che applicò a se stesso e ai pazienti degli ospedali psichiatrici in cui lavorò mentre studiava medicina durante la Prima Guerra Mondiale. Il primo esperimento surrealista di scrittura automatica, i campi magnetici, si produsse proprio a termine di quel periodo, cui seguì nel 1924 il Manifesto del surrealismo, dove Breton celebrerà la malattia mentale come rivelatrice della verità più profonda. Innamorato della follia, Breton per tutta la vita studiò se stesso, talvolta come paziente, talvolta come terapeuta. Ci salutiamo con la frase del giorno. È meglio essere infedeli che essere fedeli senza volerlo essere. E per oggi è tutto, buon sabato, vi auguro di seguire sempre il vostro cuore. Io vi rinnovo l'appuntamento per domani con una nuova puntata dell'Almanacco. Buona giornata dalla vostra Martina.